Buonasera da Sicilia 24, i titoli. Morta dopo 8 giorni in barella, la regione invia ispettori all'ospedale Ingrazia di Palermo, la figlia della 76enne, una vicenda vergognosa. Anche l'ASP avvia un'indagine. Tentato omicidio davanti al cimitero dei Rotoli di Palermo, fermato l'uomo che ha sparato, tra le ipotesi la vendetta. Pioggia, grandine, forti raffiche di vento sferzano la Sicilia e allerta gialla sino alle 24 di domani. Le previsioni meteo annunciano un Natale con tempo instabile. Chi organizza i cenoni riservi posti gratuiti per chi ha una disabilità. Paola Tricomi, la ricercatrice universitaria di Catania che si batte per i diritti delle persone diversamente abili, lancia una sfida ai ristoratori. Caro Babbo Natale, l'insolita letterina di un bimbo a Catania che sogna un quartiere pulito, illuminato e senza buche. Calcio, il Catania domina un modesto Sorrento e al Massimino finisce 4-0. Pelligra promette rinforzi a gennaio. Bentrovati, lasciata per 8 giorni su una barella. Una donna è morta all'ospedale Ingrazia di Palermo. La denuncia della figlia, si tratta di una vicenda vergognosa. Mi hanno rubato mia madre, dice. L'assessorato alla salute manderà nelle prossime ore gli ispettori nell'ospedale palermitano per capire cosa è successo, ma anche l'ASP ha avviato un'indagine. Marco Gullà. Lacrime di rabbia e di dolore. Lei è Romina, figlia di Maria Ruggia, la donna 76enne lasciata per 8 giorni su una barella al pronto soccorso dell'ospedale Ingrazia di Palermo. È deceduta dopo aver contratto un'infezione. Il caso è finito in procura con la figlia che denuncia appunto che la madre sarebbe stata lasciata per 8 giorni su una barella. La figlia della paziente deceduta spiega che nel corso del ricovero non sono state considerate le condizioni cliniche della donna che soffriva di diverse patologie. Sono stata con lei, è stata per tutta la notte in barella degli ambulanzieri, dopo è stata portata in un'altra barella perché non c'erano barelle, dopo è stata messa in un'altra barella dove è stata qui per 8 giorni. Mi dicevano che aspettavano di portarla in reparto perché soltanto in reparto potevano fare le terapie dovute. Un sopralluogo urgente all'ospedale Ingrazia di Palermo sarà effettuato già nelle prossime ore dagli ispettori incaricati dell'assessorato regionale alla salute. L'obiettivo dell'attività di verifica avviata dal Dipartimento per le attività sanitarie è quello di identificare le condizioni nelle quali si è verificato il decesso di una paziente di 76 anni, rilevando eventuali responsabilità. Io sono stata chiamata alle 10 del mattino del 19 dicendomi se io fossi al corrente del modo in cui è arrivata mia madre in reparto, che mia madre è in fin di vita. Io pensavo di aver capito male sinceramente perché non mi aspettavo una cosa del genere e mi hanno proprio specificato che mia madre stava perdendo la vita perché si era contratta un'infezione. Tutto il giorno ho provato a chiamare al numero che mi avevano detto di chiamare qualora ci fosse un dubbio, qualora io volessi delle informazioni e non mi hanno mai risposto. Le accuse verso l'ospedale palermitano. Secondo me mia madre si è contratta un'infezione proprio al pronto soccorso, che mia madre è stato un peggioramento, anzi prima c'era stato un miglioramento e poi subito un peggioramento, aveva anche difficoltà pure respiratoria, mia madre non è entrata per questo motivo. È una persona già nota alle forze dell'ordine, il trentenne fermato per il tentato omicidio davanti ai cancelli del cimitero dei Rotoli a Palermo. Suo padre e suo fratello furono uccisi 5 anni fa allo Zen. Gli inquirenti adesso stanno cercando di capire se fra i due fatti di sangue ci siano delle relazioni e cercano anche di risalire alle altre 2 persone arrivate con lui in auto sul luogo del tentato omicidio. Manlio Viola. Si chiama Francesco Lupo ed ha 30 anni, l'uomo che è stato fermato per il tentato omicidio avvenuto ieri davanti ai cancelli del cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo. Sarebbe stato lui a sparare 6 colpi contro l'operaio della Reset Antonino Fragale, 43 anni, raggiunto al torace e all'addome. Lupo adesso è accusato di tentato omicidio in concorso aggravato dalla premeditazione e di porto abusivo d'arma clandestina. Rilevante il fatto che l'accusa sia pronunciata in concorso. Gli inquirenti infatti cercano altre 2 persone. Gli investigatori sono
arrivati al giovane dello Zen attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza che avrebbero ripreso prima l'aggressione e poi il ferimento. In base alla ricostruzione sul luogo sono arrivati in 3 a bordo di un'autovettura, prima è scattato il pestaggio, poi i colpi di pistola. Lupo è figlio di Antonino e fratello di Giacomo Lupo, uccisi fra i palazzi dello Zen nel marzo del 2019, 5 anni fa. Pare che il movente possa essere in qualche modo legato proprio al delitto di 5 anni fa e tutta la vicenda deriverebbe da una questione di debiti non pagati. Ma la ricostruzione è ancora nebulosa e le indagini su questo punto sono in corso. Il ferito, Fragale, è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Villa Sofia dopo un delicatissimo intervento chirurgico. La prognosi è riservata, è stato in sala operatoria per più di 5 ore. Un bimbo di 10 mesi è stato operato d'urgenza nel pomeriggio dai neurochirurghi dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per un vasto ematoma alla testa causato da una caduta dalla culla. Dopo l'intervento è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale dei bambini di Palermo. Le sue condizioni sono gravi. L'ondata di gelo sferza l'isola proprio sotto Natale. La Protezione Civile mette un'allerta gialla fino alle 24 di domani. Tanti disagi e i danni provocati dal forte vento, piogge e grandinate. Lorena Dolci. Vedete, qua tutto è pronto per essere aperto. A piano battaglia sulle Madonie da domani aprono gli impianti. Questa è Petralia avvolta in una bufera di neve. Nicolosi, guardate come nevica, bellissimo! Gioiscono gli amanti della neve tra i tornanti di Nicolosi ai piedi dell'Etna, mentre anche Troina nell'Ennese si risveglia sotto un'abbondante nevicata. L'ondata di gelo che sferza la Sicilia sotto Natale imbianca le cime più alte dell'isola, sopra i 500-800 metri, ma anche il livello del mare si battono i denti. Vento, freddo, grandine e pioggia colpiscono diverse aree dell'isola da occidente a oriente. Sono numerosi danni e disagi, mentre è già in vigore l'allerta gialla della Protezione Civile che durerà fino alle 24 di domani, con l'eccezione delle province di Siracusa e Ragusa. Non si esclude che i prossimi giorni, proprio quelli rossi sul calendario, siano all'insegna di instabilità e temporali. Preoccupano soprattutto i forti venti. Oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco a Palermo, tra alberi caduti, allagamenti e crolli. In Viale Regione Siciliana si sono registrati diversi allagamenti. In via Lanza di Scalea 3 pini sono finiti sulle carreggiate, così come in via Crispi davanti al porto, uno è finito su un'auto. Il maltempo colpisce anche la provincia di Messina, vento fortissimo in città, mentre lungo il litorale si registrano forti mareggiate. Quello che stiamo vivendo è il transito di un fronte freddo sul nord dell'isola, con una massa di aria artica proveniente dalla Scandinavia, che dovrebbe attenuarsi un poco nel giorno di Natale, ma sempre nel segno dell'instabilità. Proprio il tempo a cui è abituato quel signore vestito di rosso, già in viaggio con la sua slitta per lasciare i regali sotto l'albero. I giudici del Tribunale di Palermo hanno dichiarato prescritta l'accusa di peculato nei confronti del vescovo emerito che per un'altra ipotesi relativa allo stesso reato è stato invece assolto. Secondo l'accusa il vescovo Micciche avrebbe fatto dirottare più di 400.000 euro dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica in un conto corrente della diocesi a cui accedeva senza la necessità di rendicontazione. Gli episodi contestati coprono un periodo che va dal 2007 al 2012. Nel 2019 i PM avevano chiesto il rinvio a giudizio perché il vescovo di Trapani avrebbe sottratto questi fondi mettendo in atto un disegno criminoso con una serie di azioni realizzate in tempi diversi. A Palermo la Guardia di Finanza ha sequestrato 250.000 euro alla presidente di un'associazione anti-racket che aveva trasformato un bene confiscato alla mafia in una palestra abusiva. Emanuela Corsi. Era finita sotto inchiesta per aver occupato abusivamente un bene confiscato alla mafia per realizzare al suo interno una palestra privata con tanto di area fitness, spogliatoi, servizi igienici e reception. Fin qui nulla di strano, si fa per dire, se l'imprenditrice in questione non fosse però la presidente di un'associazione anti-racket. La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito un provvedimento di sequestro conservativo nei confronti di Valeria Grasso per l'occupazione abusiva di un bene sottratto al patrimonio dei boss di San Lorenzo e trasformato in un'attività che avrebbe causato un danno erariale di oltre 250.000 euro. Lo scopo del sequestro conservativo, scrive in un comunicato il Comando Provinciale delle Fiamme Gialle, è quello di garantire l'azione risarcitoria nei confronti dello Stato. L'immobile, che si trova in via Matteo Dominici, era stato confiscato nel 2005 e devoluto al patrimonio dello Stato. Nel 2014 l'Agenzia per i beni confiscati aveva emesso un'ordinanza di sfratto per Valeria Grasso, ma lo sgombero dell'immobile non è mai avvenuto. Il 28 novembre dello scorso anno la Polizia Municipale
municipale ha effettuato un sopralluogo nella palestra, dove ha trovato il figlio dell'imprenditrice, constatando che l'immobile non solo continuava ad essere occupato abusivamente, ma che aveva subito modifiche di carattere urbanistico ed edilizio mai denunciate, come la creazione di ambienti separati per il fitness, spogliatoi, servizi igienici, area reception e cambio di destinazione d'uso non autorizzati e realizzati in data imprecisata. A dare il via alle indagini la denuncia presentata da un imprenditore locale che lamentava il mancato pagamento di alcuni lavori eseguiti nel locale per un valore di circa 50.000 euro. Dopo i nostri servizi che mostravano Catania ostaggio dell'illegalità, non si è fatta attendere la risposta della polizia. Nel pomeriggio, intorno alle 16, alcune pattuglie hanno effettuato controlli e sequestri antiambulantato in Corso Sicilia. In pochi minuti sono state fatte smontare numerose bancarelle, ripristinando un po' di ordine nel centro storico. E adesso continuiamo con l'approssimarsi delle festività natalizie, periodo in cui aumenta la domanda di prodotti ittici. La Direzione Marittima di Catania, Guardia Costiera, ha avviato un'operazione e-fishing. Nel 2024 ha svolto oltre 10.125 ispezioni in Sicilia orientale, prevedendo l'immissione sul mercato di circa 52 tonnellate di pescato irregolare, combinando sanzioni per un totale di oltre 702.000 euro di sanzioni, appunto. Traffico in tilt a Catania nei giorni di Natale. L'amministrazione comunale apre in anticipo, solo in parte, il parcheggio Sanzio. Disponibili 120 stalli gratuiti per le auto. Giusy Lazzaro. Il traffico, le file interminabili soprattutto sotto Natale a Catania, e il caos rende invivibile la città per i pedoni che rischiano di essere arrotati. Oggi viene aperto solo in parte il mega parcheggio scambiatore in viale Raffaello Sanzio, 120 stalli gratuiti che l'amministrazione comunale, nel tentativo di alleviare il traffico, ha reso fruibile in anticipo rispetto all'intera area che verrà inaugurata fino a gennaio. AMTS che naturalmente avrà qui anche la possibilità non solo di gestire tutto il parcheggio, ma naturalmente anche di utilizzare l'area come parcheggio scambiatore e quindi come capolinea degli autobus che avranno la possibilità anche di avere una stazione di ricarica, come la possibilità anche per le auto elettriche e le bici elettriche che avranno degli stalli dedicati proprio a loro. L'ingresso all'area di sosta, si legge in una nota del comune, però è consentito solo da via Imperia, attraverso un varco che permette anche ai pedoni di raggiungere gli stalli. In questi giorni il parcheggio verrà presidiato da operatori dell'azienda municipalizzata dei trasporti e l'area sarà monitorata dalle telecamere di videosorveglianza. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Il Natale deve essere per tutti. Paola Tricomi, la ricercatrice universitaria di Catania che si batte per i diritti delle persone diversamente abili, lancia una sfida che organizza i cenoni, dice: riservi posti gratuiti per chi ha una disabilità. Giusy Lazzaro. La sua vita è una testimonianza di coraggio e determinazione. Paola Tricomi è una catanese ricercatrice alla Facoltà degli Stranieri di Siena. Scrive libri, non si è mai arresa neanche a quella sedia che la inchioda e le impedisce ogni movimento. Si batte da anni per affermare il diritto delle persone disabili in qualsiasi giorno dell'anno, anche per le feste di Natale e Capodanno. Chiedere ai ristoratori e a quante persone organizzano cenoni di Capodanno e di Natale di dare la possibilità, un numero, insomma, di considerare un numero di posti gratuiti per le persone con disabilità. Sarebbe un gesto carino per ricordarci che apparteniamo tutti alla famiglia degli esseri umani e abbattere un po' alcune barriere. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana, ma le ricorda però che non ci sono solo barriere architettoniche da superare, forse le più difficili da affrontare sono altrove. La nostra incapacità come società ad accogliere le persone con disabilità come persone, né straordinarie né persone tristi, ma semplicemente come persone. Quindi le barriere sono primariamente culturali e
e per abbatterle serve tanta informazione e conoscenza. Una sfida per buone pratiche che darebbe un segnale concreto e fare un passo in avanti nell'inclusione di tutti. Babbo Natale è in viaggio per distribuire i regali. Un'insolita letterina è arrivata a San Giovanni Galermo, periferia di Catania, mittente il piccolo Salvatore. Tonino De Mano. I sogni sono desideri, ma non per tutti. Sarà un Natale di luci, addobbi e festoni. Mentre il centro storico di Catania si illumina e si colora, a San Giovanni Galermo prevale soltanto il grigio. Dalla periferia dimenticata è partita la letterina a Babbo Natale di Salvatore, che a differenza di molti coetanei non ha chiesto giochi, palloni o maglie della squadra del cuore. Caro Babbo Natale, grazie che fai ai bambini tanti regali, ma quest'anno avrei delle richieste molto importanti. Vorrei che tu sistemassi le strade, illumineresti il quarto municipio e togliessi la spazzatura dalle strade che sono completamente distrutte. Grazie per questi doni che ci farai. Babbo Natale è già in viaggio per soddisfare tutte le richieste, ma ha preferito procedere a piedi, troppe le buche a San Giovanni Galermo. Non ha scritto letterine, ma interrogazioni e emozioni il consigliere della quarta municipalità, Giuseppe Ragusa. È da 7 anni che noi chiediamo all'amministrazione centrale di asfaltare questo tratto di strada. Come vedete è completamente disastata. Purtroppo la periferia rimane sempre periferia, anche nel periodo natalizio non sono state messe le luminarie ed è un peccato. Un po' di bitume sarebbe gradito, quantomeno renderebbe felici automobilisti e scooteristi. Per tutti, buon Natale, anche da San Giovanni Galermo. Sono stati comunicati in maniera ufficiale alcuni degli artisti presenti il 31 dicembre sul palco di Piazza Duomo a Catania per la diretta Mediaset di Capodanno in musica, condotto da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. Il concerto, che festeggia l'arrivo del nuovo anno, prenderà il via al termine del discorso del Presidente della Repubblica. Tra gli artisti Paolo e Chiara, Orietta Berti, Umberto Tozzi e molti altri. Si esibiranno anche tutti i talenti della Scuola di Amici e poi la partecipazione speciale di Gigi D'Alessio. Adesso ancora una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, il Catania vince 4-0 col Sorrento e chiude nel migliore dei modi il 2024, tripletta di Inglese, gol di Stoppa. A gennaio comincia il mercato, Pelligra garantisce rinforzi. Marco Carli. 4 gol come 4 doni per feste più serene in casa Catania in una stagione difficile che apre il girone di ritorno e chiude il 2024 nel migliore dei modi. Per avere ragione del Sorrento devono trascorrere 70 minuti, poi il Catania diventa travolgente soprattutto con Inglese, scommessa vinta, 10 gol in campionato per uno dei cannonieri della categoria. Il primo tempo vive sull'emozione applaudita di Butano, 16enne portiere, e su poco altro, infatti alla fine sono fischi. Non abbiamo fatto benissimo, ma abbiamo fatto meglio del Sorrento, perché 2 occasioni le abbiamo create con Stop e con Inglese. Siamo rimasti in partita senza perdere le distanze, senza perdere la voglia e i duelli, questa è la cosa importante. Poi abbiamo trovato le soluzioni giuste, gli spazi giusti. I cambi sono fruttuosi, Menez torna in mediana e il Catania gioca, rischia con Todisco che prende la traversa, pareggia il conto dei Legni con Stoppa e poi dilaga, ci pensa ancora Inglese a fare la differenza con un colpo di testa che sblocca la partita e anche i rossazzurri. Stoppa ci mette qualità e con deviazione fa 2-0. Fantasia fa rima con Jimenez, capaci di servire un pallone d'oro a Inglese per il terzo gol. L'attaccante scappa poi indisturbato dopo il 90° per l'ultima rete. Poker al Massimino, dove prima del Sorrento i rossazzurri avevano segnato solo 7 gol, ora diventa determinante il mercato. Ora il mercato è poi rapido e noi facciamo i cambi che c'è bisogno per fare la squadra più forte, ma stiamo giocando per fare questo. Portiamo la squadra avanti e andiamo più forte. Ogni giorno c'ha le sue difficoltà, però noi stiamo andando avanti per vincere e diventare più forte e più cariche. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.